è stato legato alla parrocchia di Clavere Mas. Per meglio comprendere la celebrazione religiosa, comunico che la Santa Messa sarà caratterizzata dai tradizionali ordini dei marinai, quindi sarà una cosa veramente dedicata a loro e del tutto particolare, che non è facile neanche sentire e vedere in occasioni normali. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Il fischio che abbiamo sentito è un monito per la nostra mente, per la nostra anima, a metterci anche noi, anche se non siamo militari, sull'attenti, perché stiamo per ascoltare la parola di Dio, stiamo per ricevere il corpo e il sangue del Signore e in questa cornice festeggiare l'assunzione della Beata Vergine Maria, che qui a Caorera ricordiamo come Madonna del Piave. Il Signore ci ha donato una giornata dopo la pioggia di stasera, tutto sommato un po' più mite, e di questo già lo ringraziamo. E gli chiediamo fin da ora il dono della sua misericordia, ricordando il nostro battesimo. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, sorgente di vita e principio di purificazione, anche l'anima fosse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. E in questo giorno a te consacrato, benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione. Rinnova in noi, o Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male del corpo e dello spirito, perché veniamo a te con cuore puro per ricevere la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa celebrazione dell'Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha innalzato alla gloria del cielo in corpo ed anima l'Immacolata Vergine Maria, madre del tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doli e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava 1/3 delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: Ora si è compiuta la salvezza.
la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Figlie di re, fra tutte le tue predilette, alla tua destra sta la regina in ori di Ofir. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Il re è invaghito della tua bellezza, e lui il tuo Signore, rendili omaggio. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dietro lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Risplende la regina, Signore, alla tua destra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ed ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. L'Assunzione della Beata Vergine Maria è detta anche Pasqua d'estate, perché segna uno spartiacque anche nel nostro calendario, nell'immaginario comune. Prima e dopo, noi diciamo il Ferragosto, da cristiani dovremmo dire Assunzione della Beata Vergine Maria, ma insomma basta capirsi. C'è un prima e c'è un dopo. E qual è questo evento che segna la differenza anche nella nostra vita di fede? È la Pasqua del Signore. Non c'è infatti l'Assunzione della Beata Vergine Maria se prima non c'è stata la Pasqua del suo Figlio, del Signore risorto. Allora ci chiediamo come mai siamo arrivati, la storia, la Chiesa è arrivata a codificare, a istituire un dogma dell'Assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo. Come al solito, le grandi verità di fede arrivano per sedimentazione nei secoli. Già il popolo di Dio credeva che colei che ha dato alla vita, l'autore della vita, non poteva avere una sorte diversa del figlio che è risorto dai morti. Colei che ha dato al mondo il Signore che ha vinto la morte non poteva avere la stessa sorte di coloro, di noi tutti. Sono frasi che sono state centellinate, dalla Chiesa perché tutti noi avessimo chiaro che cosa è da credere e che cosa è invece è da tenere da parte. Che cosa davvero è a fondamento della nostra fede e che cosa invece possiamo classificare come credenze.
Allora ci chiediamo in questa festa che cosa ci caratterizza davvero come cristiani di questo tempo dove l'autorità è minacciata da tutti i fronti, in tutti gli ambiti, a cominciare dalla famiglia, dall'autorità dei genitori, per passare poi alla scuola, l'autorità degli insegnanti, per passare poi alle istituzioni, tutte. In questo tempo noi siamo chiamati a sperimentare qual è la speranza che il Signore attraverso Maria ci dona. La speranza della vita eterna. Non semplicemente una vita cronologicamente senza fine, ma una vita di qualità. Perché questo è così importante da tenere a mente? Perché oggi, nella civiltà del benessere, sono davvero tantissime le occasioni in cui siamo disperati, siamo portati alla disperazione pur essendo nel benessere. E questo perché? Perché molti hanno confuso il bene con il benessere. Per far trionfare il benessere possiamo anche sacrificare la vita dei figli. Poi avranno i loro problemi quando saranno grandi. Per far trionfare il benessere possiamo uccidere i pensieri buoni nella nostra mente, quelli che Dio semina nella nostra coscienza, ma possiamo anche uccidere materialmente le idee, le persone. Possiamo seminare morte in tanti modi. Questa festa ci invita a recuperare quella speranza che non delude. È il titolo che Papa Francesco ha coniato per il prossimo giubileo che inizierà la notte di Natale, con l'apertura della Porta Santa. La speranza non delude. La speranza non confonde letteralmente, non confonde i nostri pensieri, ma li fortifica, li fa diventare più vivi, più resistenti agli ostacoli che il mondo d'oggi ci pone davanti. Dunque, in questo la Vergine Maria ci sta aiutando, ci sta portando la speranza che noi nel cuore chiediamo e che supplichiamo che il Signore ci doni. Chiediamo la grazia in questo giorno davvero di far posto a Dio. Abbiamo tanti pensieri, abbiamo le vacanze, abbiamo il caldo, abbiamo le iniziative di questo giorno, abbiamo le ferie, ok, ma noi siamo qui per dimostrare che c'è altro di molto più importante, che magari a volte ci imbarazza anche a confessare, cioè la nostra fede. Ora, la Santa Messa continuerà con la preghiera dei fedeli. Dopo aver ascoltato la parola di Dio, eleviamo a Lui le nostre preghiere. E poi continuerà con l'offertorio, il pane e il vino che porteremo sull'altare. E il momento centrale, la consacrazione, dove siamo invitati anche a partecipare con il corpo. La Chiesa invita a inginocchiarsi, per quanto possibile, perché di fronte a questo miracolo noi non possiamo rimanere come prima, non possiamo renderci insensibili. Chiediamo la grazia al Signore che in questo giorno la nostra fede venga innalzata fino al cielo. Rinnoviamo la nostra fede rispondendo credo ad ogni invocazione.
Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Innalziamo ora al Signore le preghiere che la fede ci ispira, rispondendo insieme: Maria, Madre nostra, ascoltaci. Per la Chiesa, che in Maria assunta in cielo vede compiuta la promessa della vita eterna, ascoltando la parola di Dio, testimonia al mondo la certezza della risurrezione della carne. Preghiamo. Maria, Madre nostra, ascoltaci. Per le autorità civili e militari, le rappresentanze delle forze armate, in particolare per il corpo del battaglione San Marco e Marinai d'Italia, perché il Signore doni la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Preghiamo. Maria, Madre nostra, ascoltaci. Perché il corpo umano, facilmente esaltato o disprezzato e spesso profanato nella nostra società, sia rispettato come dono di Dio, tempio dello Spirito e destinato alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Maria, Madre nostra, ascoltaci. Per i cambiamenti climatici, i governi ascoltino il grido delle popolazioni e della creazione che geme, proponendo e attuando uno stile di vita più sostenibile. Preghiamo. Maria, Madre nostra, ascoltaci. Per i nostri giovani, perché, ispirati dalla Vergine Maria e guardando a coloro che sono impegnati nella difesa della patria, riscoprano la virtù dell'obbedienza e del sacrificio. Preghiamo. Maria, Madre nostra, ascoltaci. Accogli, Signore, le preghiere che ti abbiamo presentato ed esaudiscile secondo la tua volontà per Cristo nostro Signore. Amen. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino. Accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Accetta dalle nostre mani come un'offerta te gradita i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita. Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole, per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria,
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Salga a te, o Signore, il nostro sacrificio di lode per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo. I nostri cuori, ardenti del tuo amore, aspirino continuamente a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in particolare di Sisto, Renata, Gaetano, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Gottardo, San Marco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per ricevere la comunione ci saranno 3 ministri, uno davanti all'altare, uno nei pressi dell'albero e un altro nella scalinata. Ecco, ricordo, il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che è possibile ricevere la comunione anche in peccato mortale con il proposito di confessarsi quanto prima. Sembrerà una novità, ma è dagli anni 90 che è così. Quindi invito davvero a non rinunciare al fatto di ricevere con devozione, con contrizione, con desiderio il pane consacrato, che è la nostra salvezza. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te.
Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i sacramenti della salvezza, fa che per intercessione della Beata Vergine Maria, assunta in cielo, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del marinaio. Marinai, scopritevi. A te, o grande eterno Iddio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti, le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria, leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che le tempeste dei flutti servano lei. Poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingano in difesa petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che, per esso, vegliamo in armi sul mare. Benedici. Marinai, copritevi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento anche quest'anno, a Proloco di Cabrera, il Battaglione San Marco, i Marinai d'Italia, i volontari, coloro che sono adesso al caldo dietro i fornelli, che ci stanno preparando il pranzo. Tutta questa organizzazione, ecco, va riconosciuta, va ringraziata. Ringraziamo anche i volontari degli altri paesi che hanno partecipato, il coro di Segusino, i ministranti, le suore salesie e altri volontari. Riceviamo ora la benedizione solenne per questo giorno di festa. Il Signore sia con voi. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Assunzione della Vergine Maria in anima e corpo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore è la nostra forza. Andate in pace. Che
Dopo questa solenne e partecipata Santa Messa vi sono i vari interventi di rito. Approfitterei per ringraziare il nocchiere Angelo Munerol per gli ordini dati proprio con la tradizione della Marina. Prende ora la parola per il comune di Sette Ville l'assessore Cristian Corrà. Porto i saluti dell'amministrazione comunale di Sette Ville alle autorità civili, militari, religiose e a tutti i presenti. Quest'anno si è deciso di dedicare la festa della Madonna del Piave ai Marinai d'Italia e al battaglione San Marco. Il nome del battaglione deriva dalla città di Venezia, che donò al reparto il proprio stemma costituito dal leone alato e il nome del suo patrono San Marco, un pezzo di Veneto che rappresenta tutti noi e ci rende orgogliosi e fieri. Numerose sono le specializzazioni di questo corpo: operazioni di sicurezza marittima, operazioni di sbarco, operazioni di difesa costiera, operazioni di soccorso e assistenza umanitaria. Negli ultimi anni molto importante anche la protezione delle navi mercantili da attacchi pirati che avvengono su rotte che ci riguardano direttamente per l'import e l'export e purtroppo sono sempre più frequenti. Questa forza armata per la conformazione del nostro Stato è fondamentale perché abbiamo tantissimi chilometri di costa da controllare e da proteggere. Per queste attività e molte altre ringrazio i Marinai d'Italia ed il battaglione San Marco. L'anno scorso avevo messo sul piatto alcune speranze e con grande piacere devo dire che sono andate in porto. La prima è che sono qui a rappresentare il nuovo comune di Sette Ville, che è nato dalla fusione dei comuni di Quero Vas e Alano di Piave. È una sfida importante che abbiamo davanti perché dobbiamo dimostrare che abbiamo fatto la scelta giusta e che grazie a questa scelta il nostro territorio potrà continuare a beneficiare di una serie di risorse importanti che avranno una ricaduta positiva su tutto il nostro territorio, perché noi, anche le piccole frazioni, devono essere valorizzate per noi. Grazie al contributo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che abbiamo preso come comune, agganciato a questo c'era un altro contributo. E un altro augurio che mi ero fatto l'anno scorso è che la Proloco riuscisse ad intercettare questi fondi per rendere più attrattiva e gestibile l'area sottostante, denominata Parco della Madonna del Piave. E con grande piacere ho visto che il progetto presentato dalla Proloco è stato ammesso e finanziato. Come amministrazione siamo sicuri che faranno un bellissimo lavoro e siamo qui a dire che l'impegno a supporto della Proloco non mancherà. Questo progetto collegato alla ciclabile rappresenterà l'inizio di nuove opportunità anche per i residenti e per i proprietari di seconde case in termini turistici. Questi primi mesi saranno alla ricerca di un nuovo equilibrio all'interno del nuovo comune, non saranno di certo semplici. Il territorio è molto grande, serve la collaborazione e l'aiuto di tutti, ma li affrontiamo con il nostro solito spirito, cercando poi di vedere concretamente sul territorio l'esito delle scelte amministrative, dalle grandi progettualità come ciclabile, palestra VAR, la nuova associazione a Quero, con infopoint turistico, le riqualificazioni energetiche, il progetto Malghe, la riqualificazione, alle piccole manutenzioni come gli sfalci, asfalti, gli aiuti alle associazioni, le problematiche sociali, le scuole, il trasporto degli studenti. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari del Museo del Piave Vincenzo Colognese qui sopra, che stanno facendo un lavoro straordinario e che oggi garantiscono l'apertura per chiunque di voi abbia voglia di fare un tuffo nel passato, ricordare quegli anni, farne tesoro affinché non ritornino. Abbiamo una serie di lavori da portare avanti assieme, ma sono convinto che con la passione e il tempo che ci mettono incastreremo tutti i tasselli al posto giusto. Colgo l'occasione per ringraziare la Proloco di Caorera che rende possibile questa ricorrenza e ormai credetemi organizzare una festa è sempre più complicato e difficile. Ringrazio l'associazione Il Poiat che oggi ci offre il rinfresco presso la propria sede in piazza Marziai. Ringrazio gli amici di Caorera e tutti i volontari che hanno reso le piazze di Caorera e di Marziai così belle e accoglienti e per la manutenzione ai monumenti. Ringrazio la Filarmonica di Lentiai che ha lietato e dato solennità alla cerimonia. Ringrazio i Marinai d'Italia ed il Battaglione San Marco. Ringrazio tutte le forze armate presenti. Ringrazio le forze civili e i vigili del fuoco della protezione civile. Ringrazio i dipendenti comunali che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della manifestazione. Ringrazio il coro di Segusino e Don Gabriele e mando un caro saluto a Don Antonio e Don Sisto che ci guardano da lassù. Ringrazio le autorità civili e grazie a tutti voi per la significativa presenza. Augurandovi che i venti vi siano favorevoli e i mari siano calmi, viva la pace, viva l'Italia e viva le forze armate.
Do ora lettura del messaggio del Presidente della provincia, Roberto Padrin. Alla cortese attenzione del Sindaco di Sette Ville, alla cortese attenzione del Presidente della Proloco Caorera. Pregiatissimo Sindaco, gentile Presidente, nel ringraziarvi per l'invito alle solenni celebrazioni in onore della Madonna del Piave, spiace comunicare che non potrò essere presente. Giunga per tramite di queste poche righe un augurio e un messaggio di pace. Il Piave, infatti, è stato teatro di sangue tra il 1917 e il 18, all'indomani della disfatta di Caporetto. Qui gli scontri della seconda fase della Prima Guerra Mondiale hanno vissuto pagine dolorose, scritte dal sacrificio di tanti soldati italiani e austro-ungarici. I loro sforzi ci richiamano oggi alla necessità di pace e di coesione, per continuare a costruire insieme un paese più equo, più attento alle esigenze dei suoi abitanti e cittadini. La pace, infatti, non è qualcosa di scontato. Va guadagnata e protetta. Va coltivata come una pianta rara. Dobbiamo costruirla insieme, pezzo a pezzo, cominciando dalla nostra quotidianità. Buona celebrazione della Madonna del Piave. Roberto Padrin. Ed ora, in rappresentanza del Governo, prende la parola l'onorevole Dario Bond. Buongiorno a tutti, porto i saluti del Governo, in modo particolare del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, del Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e del Ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli. Devo anche giustificare Luca De Carlo, senatore e Presidente di Commissione Senato, perché è impegnato in un'altra manifestazione. Io non faccio un intervento politico oggi, perché è una giornata di festa. Dico solo che faccio proprie le parole del celebrante Don Gabriele e ricordano un passaggio suo: se non c'è speranza non c'è futuro. Domenica scorsa, agli 80 anni dell'incendio di Aune, ho ricordato proprio questo. Noi non andiamo a festeggiare, e non siamo andati a festeggiare l'incendio dei tedeschi, ma siamo andati a festeggiare la speranza dei cittadini di Aune di ricostruire il paese. Con queste parole, salutando tutti i rappresentanti d'Arma, il bellissimo e importante coro e la sua direttrice, la banda e il suo direttore, io vi auguro un buon Ferragosto. Un Ferragosto condito di amore, di pace. Resettiamo l'odio, magari qualche arrabbiatura che abbiamo, e apriamoci a voler bene a tutti noi e a voi e a tutte le persone che ci circondano. Con questi auspici, in un Ferragosto bello, di sole e anche non tanto caldo, io vi abbraccio tutti e porto ancora di più i saluti del Governo. Grazie ancora. Ora, prima delle parole del vicepresidente Carraro Gianni, il marinaio Facchin Danilo traccerà una breve storia della Madonna del Piave e perché è nata questa importante ricorrenza, ormai veramente è una tradizione per i nostri territori. A nome del gruppo Anni Giovanni Bosio di Feltre, rivolgo il mio deferente saluto alle autorità civili e militari presenti. Un particolare saluto e un ringraziamento per la loro presenza lo rivolgo ai veterani della Brigata Marina San Marco, che onorano insieme a noi la Madonna del Piave in questa tradizionale ricorrenza. Ogni anno, in questa circostanza, nel giorno della solennità dell'Assunzione di Maria al cielo, ci troviamo qui, in questa chiesa Caorera, per onorare i tanti caduti durante la Grande Guerra, dare onore a quanti su queste terre hanno combattuto per difendere i nostri paesi, le nostre città, sia oggi, in questo difficile tempo, dove i venti di guerra imperversano in molte parti del mondo.
motivo di concreto impegno di ognuno per preservare e conservare una pace giusta e duratura per tutti i popoli e le nazioni. Trovandoci qui oggi di fronte all'effigie della Madonna del Piave, che porteremo in solenne processione, non possiamo non ricordare tutti quei soldati che davanti a questa sacra immagine hanno trovato conforto e ristoro. E non possiamo dimenticare come questa sacra immagine sia giunta fino qui, acquistata con tanti sacrifici dei nostri compaesani e dei nostri emigrati in Francia a Parigi. Era l'anno 1895 quando venne benedetta e intronizzata nella piccola chiesa di Caorera dall'allora vescovo di Padova, cardinale Giuseppe Callegari. Quando gli invasori nel 1918 cercarono di requisire questa sacra immagine, l'asse del carro cui poggiava la statua si ruppe, facendo cadere la statua e rompendone la mano sinistra. L'allora parroco Don Gaetano Tramet implorò la restituzione della statua e fu accolto. Così alleati e battaglione Bassano l'8 dicembre 1918 portarono la sacra immagine in processione fino alla chiesa di Marziai. Oggi, in questa occasione, ricordiamo la lungimiranza del parroco Don Antonio Pavan che istituì nel 1958 questo momento di ricordo nella fede. Concludo rivolgendo uno speciale ringraziamento alla Proloco di Caorera e al suo presidente Walter Zanella per l'impegno nell'organizzazione e per la sempre pronta accoglienza che ci riserva ogni anno nella festa della Madonna del Piave. Ed ora per i marinai, il vicepresidente del gruppo nazionale Leone di San Marco della Marina Militare, il marinaio Carraro Gianni. Buongiorno a tutti e volevo ringraziare per il cortese invito il signor Walter Zanella della Proloco di Caorera alla 66esima festa della Madonna del Piave. Un saluto va al parroco, ai volontari, alle autorità, alle associazioni d'Arma che sono qui presenti e alla popolazione che si vede che tiene a questo giorno, un giorno memorabile. Oggi siamo qui anche per commemorare su questo sacro fiume quanti sono caduti per la patria. Anche i fucilieri di Marina, dopo la rotta di Caporetto, il 24 ottobre del 1917, il 23 ottobre furono impiegati in queste zone per far fronte all'esercito austro-ungarico, che si prevedeva sfondasse in queste aree. L'ammiraglio Taon di Revel, comandante della piazzaforte di Venezia dallo stesso voluta, per poter gestire uomini e navi che proteggessero Venezia dal nemico, creò di fatto la Brigata Marina, coi battaglioni Monfalcone, Grado, Caorle e Golametto, per un totale di 3.000 marinai. La Brigata Marina venne posta a difesa di Nervesa, Caorle, Cortellazzo, Tagliamento. Venne creato un reparto di arditi, chiamati i Caimani del Piave, formato da marinai esperti in arti marziali, unitamente a fanti, bersaglieri e alpini, pratici di nuoto, che col pugnale spalmati di grasso e cenere attraversavano il Piave per colpire il nemico. Una curiosità: i sardi usavano i loro coltelli più appuntiti per colpire al collo il nemico. Erano il patadese, il guspinese e l'arburese. Grazie a questi eroi furono annientati e catturati molti nemici. A conclusione di un anno di guerra, il reggimento Marina contò sulle proprie file 384 caduti, 19 mutilati, 753 feriti, per un totale di 1156 uomini, catturando 1268 nemici. Intanto, in mare a Premuda, i MAS 15 e 21 al comando del capitano di corvetta Luigi Rizzo affondano l'ammiraglia della flotta austriaca Santo Stefano e colpita la Teutov. Cessa così l'avanzata austro-ungarica e alla fine della guerra, il 19/5/1918,
Viene concesso su richiesta del sindaco di Venezia, Cavalier Filippo Grimani, la bandiera di combattimento a reparto con il Leone di San Marco. Il 17 marzo 1919 in piazza San Marco, con decreto di Sua Maestà il Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, viene concesso su richiesta del popolo e del sindaco Grimani il nome del santo patrono di Venezia, San Marco, alla Brigata Marina. Così nasce il San Marco e anche il suo motto, che riprende il motto della Repubblica di Venezia, di Fanti della Repubblica di Venezia. Per terra e per mare. Per mare e per terra sarà anche quello del battaglione San Marco. Perché? Perché ai tempi della Repubblica di Venezia i domini erano per mare e per terra e il leone, come si vede anche sulla bandiera, ha le zampe posteriori sul mare e quelle anteriori sulla terra. Questo per dimostrare il dominio di Venezia. Ora speriamo che il dominio della Marina dell'Italia sia un dominio di pace, perché la guerra non fa progressi per nessuno, anzi, noi vogliamo la pace e le forze armate sono per difendere l'Italia, sono per difendere il sacro suolo, sono per difendere i cittadini e la pace. Grazie. Ora, come tradizione, vi sarà lo scambio di doni tra il presidente della Proloco, Walter Zanella, e l'Associazione Marinai d'Italia. Bene, ora ognuno col proprio mezzo Mi sentite? Ognuno col proprio mezzo ci trasferiremo a Marziai per la seconda parte della cerimonia. Grazie.